Il servizio è stato carente, la sicurezza è stata veramente inesistente, perché pensate che anche all'uscita delle scuole non si sono presentati con i pulmini, quindi i bambini sono rimasti in balia di se stessi e ringraziamo le maestre, il personale scolastico e le mamme presenti che sono intervenute a supporto dei bambini abbandonati, e non abbiamo garantito il diritto allo studio perché molte famiglie impossibilitate a portare i bambini a scuola hanno dovuto tenere i bambini a casa. Al secondo giorno di scuola la misura sembra essere già colma a Vittorio Veneto, dove la nuova ditta con sede nel Lazio, che si è aggiudicata l'appalto del trasporto scolastico, sta brancolando nel buio, disseminando disservizi e pesanti malumori. Circa 170 le famiglie coinvolte, residenti soprattutto nelle zone più lontane dal centro, da Fadalto a San Giacomo di Veglia. Il disastro sembrava annunciato, ma forse non in tali dimensioni. Il perché sta nelle procedure a evidenza europea per gli appalti sopra i 500.000 euro. È successo che quest'anno siamo andati al nuovo appalto triennale, quindi con gara europea, perché l'ammontare è molto alto, superiore a quello che avrebbe potuto permettere affidamenti di altro tipo, diretti, e quindi ha vinto la ditta che si è meglio qualificata. Il punto è che fin dall'ora, fin dall'inizio, hanno dimostrato di essere tutt'altro che proattivi, non sono venuti a fare sopralluoghi, ci hanno risposto col contagocce, e la realtà è che il primo giorno di scuola, cioè mercoledì, ma anche il secondo, cioè oggi, abbiamo avuto tutta una serie di disservizi molto gravi. La questione è molto pratica. Uomini e mezzi, 5 autisti e 4 pulmini si sono presentati a Vittorio Veneto, uno dei comuni più estesi della regione, in zona Cesarini, ovvero martedì sera, a ridosso dell'avvio delle scuole. Nessuno tra gli operatori, ora alloggiati in un albergo, se la sente di parlare. C'è un referente dell'azienda, potete comunicare con l'azienda. C'è il numero di telefono. Il comune sta correndo ai ripari, sono fasi delicate dal punto di vista legale e non si esclude nessuna ipotesi, dalla sanzione alla revoca dell'appalto. Certamente abbiamo già presentato le prime contestazioni scritte ieri, oggi seguiranno le seconde e così proseguiremo fino ad arrivare all'obiettivo che, ripeto, non è quello di avere una ditta piuttosto che all'altra, ma di avere un servizio che funzioni, perché un'altra cosa che ci dicono gli autisti è che loro cambieranno di settimana in settimana. Questo non è previsto dal capitolato e non può essere così, perché se gli autisti di questa settimana imparano i percorsi, lunedì ne arrivano di nuovi, saremo da capo. Quindi non è possibile continuare in questo modo, questo deve essere chiaro.